No, non sono contenta. Perché non ne andiamo più fuori? Secondo lei non cambia niente? Speriamo, perché lo spero, visto che ci vivo. Adesso ci sono non solo spaccio, ci sono purtroppo tutti questi che si drogano, che si fanno, e giovani e italiani. Però come dubbio perché ho visto che si appoggiano anche ai bar, quelli che sono lì a metà di via Piave. Uno gestito dai cinesi, uno gestito dai africani. Poi quello cinesi diverse volte sono andati cani coi cani poliziotto antidroga. Una sera c'erano addirittura, una settimana fa, due macchine carabinieri e una macchina dei poliziotti della questura. Cioè, secondo lei cambia poco? Vuole che cambi. Non so se è sufficiente, capito, il discorso questo, perché qua si vede sempre gente non per bene. E certamente ci voleva.